Gesù innalzato sulla croce, riscatta tutto per amore, la lunga attesa della storia, l'angoscia e il pianto d'ogni uomo, il soffio effuso nella morte, attira lui
Fratelli carissimi, in questo giorno solenne in cui ricorre l'anniversario del prodigioso evento della liberazione dal morbo del colera, con animo grato volgiamo il nostro sguardo a Cristo crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Egli, che come dice il profeta ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie, ci dona la certezza della sua solidarietà con l'uomo di tutti i tempi e si mostra a noi quale segno inequivocabile della tenerezza di Dio. All'inizio di questa processione offriamoci l'omaggio della nostra fede. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli chiesero: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose: è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Rispose Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Questo diceva per indicare di qual morte doveva morire. Parola del Signore. Ave Truxo, Ave Spes Unica. Ti saluto, ti salutiamo croce, ti salutiamo nostra unica speranza, perché la croce davvero, cari fratelli e sorelle, è la nostra speranza, perché attraverso questo segno, attraverso questa passione, attraverso questa crocifissione, noi siamo stati salvati. E così salutiamo il Cristo che oggi qui sta in mezzo a noi, quasi sospeso tra cielo e terra, perché Lui è venuto a congiungere la terra col cielo, ed è molto simbolico questo segno del crocifisso qui a Castroreale, così posto, in nessun'altra parte è posto così, perché davvero Cristo crocifisso si è posto tra cielo e terra per ristabilire l'amicizia tra l'umanità e Dio. Ed è la nostra speranza. Perché la nostra speranza? Perché ci dice il Cristo crocifisso che la morte non è l'ultima parola, con la morte non finisce tutto. E Lui è morto sulla croce, e Lui è stato sepolto, e poi è risorto, perché la stessa croce ci parla di resurrezione. Ecco, fratelli e sorelle, il significato grande della croce di Cristo. E poi
noi dobbiamo dimenticare una cosa importante, e la ricordiamo. Dall'alto della croce Gesù ci ha donato la sua madre. Le parole che ha pronunciato verso sua madre: donna, ecco tuo figlio, mostrando Giovanni che rappresentava l'umanità, e poi verso Giovanni: ecco tua madre. E noi siamo diventati figli della stessa madre di Cristo, e allora la nostra speranza diventa più forte, perché ci rivolgiamo a Cristo, ma ci rivolgiamo anche attraverso la mediazione della sua madre Maria. E poi ancora questo segno, che allora a quel tempo era un segno di condanna, era un'ignominia la croce a quel tempo. Gesù l'ha trasformata in un segno di vittoria, perché la croce è la bandiera della vittoria contro il male e contro la morte. La croce è diventato il trono regale di Cristo, è un trono, non è un segno di condanna, è un trono da dove Cristo regna sul mondo. E poi ancora la croce ci esprime profondamente il grande amore di Cristo, è il segno dell'amore di Cristo, e ci ricordano quelle parole che tutti noi abbiamo ripetuto tante volte in questa occasione: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i suoi fratelli, e Cristo ha donato la vita per i suoi fratelli e ha testimoniato e testimonia da questa croce il grande amore che ha per ciascuno di noi, anche se non ce lo dimentichiamo, perfino anche se non lo rinneghiamo. Lui sempre ci ama tutti, a cominciare, perché no, anche dai peccatori. E la croce era predicata da San Paolo. San Paolo predicava Cristo, ma sempre diceva Cristo crocifisso, è risorto. Queste due parole camminano sempre insieme, Cristo crocifisso, perché non finisce con la crocifissione la vita di Cristo e l'opera di Cristo. C'è poi la resurrezione, ed è quello che appunto ci dona sempre la grande speranza. Anche se per i giudei la croce era scandalo, perché loro dicevano: come è mai possibile che il figlio di Dio muoia in croce, venga condannato?